La situazione all'isola ecologica di Fontanelle, che lo ricordiamo è stata al centro di un esposto alla magistratura, è peggiorata con la spazzatura che viene scaricata a pochi passi dall'ingresso della scuola materna. Questo aveva costretto i vertici scolastici a segnalare il tutto alla Procura di Agrigento, nonché al Comune e all'ASP. Nel frattempo l'area continua ad essere un deposito di rifiuti con tutte le conseguenze che si lasciano immaginare per l'ambiente, visto che sull'asfalto si notano liquami e altro materiale inquinante. I genitori degli alunni si chiedono se quell'area sia ancora area di parcheggio o sia stata trasformata definitivamente in discarica. C'è chi ricorda la promessa dell'assessore all'ecologia Nello Amel, secondo cui a partire dal mese di agosto, quindi prima della riapertura delle scuole, l'isola ecologica di Fontanelle sarebbe tornata funzionante con la collocazione dei servizi igienici per il personale. Alla luce di quanto invece sta succedendo, i cittadini del quartiere, ma soprattutto le famiglie degli alunni, non nascondono la rabbia e la delusione per una promessa non mantenuta che si aggiunge alle tante altre promesse regolarmente ignorate che hanno riguardato negli anni il quartiere di Fontanelle, dove si interviene solo con manutenzioni straordinarie, come nel caso delle erbacce, che rendono nuovamente i marciapiedi impraticabili. Per quanto riguarda la situazione all'isola ecologica, la gente di Fontanelle a questo punto spera nell'attenzione della magistratura.